Bene, buongiorno a tutti. Riprendiamo un discorso iniziato ieri. Nella precedente conversazione, forse ricorderete, vi ho fatto un breve quadro della situazione delle ricette gastronomiche siciliane eh, sopravvissute in testi scritti. Allora, ripetiamo un attimo per sommi capi. I ricettari gastronomici antichi sono nel complesso piuttosto rari. Per quanto riguarda l'area siciliana, tuttavia, siamo relativamente fortunati perché qualcosa possediamo. Vi ho citato ieri il ricettario cosiddetto di Marceca, del dolciere siciliano che svolse la sua attività a Malta, databile più o meno alla fine del 600, inizio del 700. No, scusate, Marceca fine 700, databile alla fine del 600, inizi 700 è invece il ricettario di San Martino delle Scale, da me edito. Poi abbiamo il D122 di Palermo, che è il ricettario di cui parleremo oggi, e infine, diciamo, interessante per ragioni forse più aneddotiche che non sostanziali, è il ricettario del cuoco siciliano Carlo Nascia, che fu cuoco presso la corte dei Farnese, ma che in realtà scrive un libro che si chiama I 4 banchetti per le 4 stagioni, che in realtà però testimonia più gli usi gastronomici e alimentari della corte farnese che non dell'originario luogo di nascita di Nascia, cioè Palermo. Però anche questo in realtà sarebbe da studiare, non è ancora stato studiato sotto questo profilo. E poi vi ho citato infine il ricettario dello chef del Montsù Salvatore Ragusa della casa dei Lanza, che fu cuoco presso la Terza Armata durante la Prima Guerra Mondiale, che però è più tardo. Per cui concentriamoci adesso capirete naturalmente che più andiamo indietro nel tempo, più è difficile e raro trovare ricettari. Infatti, quello di cui parleremo oggi, del manoscritto D122 di Palermo, è un documento piuttosto raro e che ci riporta alla fine del Cinquecento, con una serie di preparazioni alimentari che sono le più antiche attestazioni in volgare siciliano, non dico dialetto siciliano, dico volgare siciliano per un discorso diciamo di natura linguistica, sul quale adesso non mi intrattengo perché implicherebbe una lezione piuttosto lunga sul rapporto fra lingua e dialetto. Comunque diciamo volgare siciliano cinquecentesco. Allora, dicevamo, un codice di farmacopea, cioè di preparazioni mediche della prima metà del Cinquecento, conservato nella Biblioteca Comunale di Palermo, alla segnatura, per essere filologicamente precisi, 2QQD 122, reca varie ricette di cucina che almeno a tutt'oggi rappresentano la più antica attestazione di testi culinari in siciliano. È un manoscritto, dunque un testo scritto a mano naturalmente, su un supporto cartaceo,
forse insomma, non sapete che i manoscritti generalmente possono essere su pergamena, cioè su pelle di pecora, e successivamente quando arriva la carta in Occidente su supporti cartacei. Questo è un manoscritto cartaceo con copertina in pergamena. Reca una firma. A pagina 1 si legge: questo libro lo scrissi Achille Graffeo condam Lelio di Palermo in Genua. Vuol dire che l'estensore materiale di questo libro è un tale Achille Griffeo, probabilmente Grafeo o Griffeo o Grifeo, cognome ancora oggi esistente, palermitano, scritto però in Genova, poi c'è una data, AD 31 ottobre 1536, dove era con Sua Maestà Cattolica. Ah, dimenticavo, dobbiamo l'edizione di questi testi a un filologo di Palermo che si chiama Pasquale Musso. Allora, è un manoscritto piuttosto, è una raccolta di ricette piuttosto caotiche, perché alla carta 2, per esempio, sono trascritte, sia pur di una mano più tarda, delle ricette per curare le emorroidi e per cavare i porri. Poco più avanti c'è una formula di esorcismo: a cui fussi spiritato, cui avissi spirito in corpo. Il codice è probabilmente acefalo del prologo. Acefalo vuol dire senza testa, dunque manca l'inizio, manca il prologo. E il ricettario comincia appunto alla seconda pagina e però ci riporta esattamente al preciso, ci dà la fonte precisa, perché dice: estratto del ricettario segreto del serenissimo re Fernando di Aragona, re di Napoli il Vecchio, che lo portò in Spagna, Ettore Fieramosca conte. L'opera dunque si presenta come un estratto di un ben più ampio ricettario di segreti, cioè di consigli pratici, rimedi elettuari, preparati medicamentosi. Il latino, il ricettario spesso si alterna con il latino e produce una generale caotica trattazione. Generalmente nei ricettari l'ordine è cosiddetto a capite ad calcem, cioè dalla testa fino ai piedi, ma qui le ricette sono copiate in maniera caotica. Allora, saltiamo naturalmente tutta la parte medica e andiamo alle alle inserzioni culinarie, cioè alle 10 ricette più o meno distribuite fra le carte 49 e 57, dunque sono vicine ma non sono tutte copiate consecutivamente, e rivediamo i titoli che vi ho dato ieri. Per fare olio di zagara, non ve le leggo in siciliano, ma le traduco, le rendo in italiano. Per fare olio di zagara, per fare olio di gelsimino, per fare pasta di zagara, ricetta per fare acqua rosa di Libra 1, ricetta per fare li mortadelli, ricetta per fare i cervellati seu sasizzuni che durano tutto l'anno, ricetta per fare bona cotognata, ricetta per fare bona raspata, ricetta per fare cannella virdi sciroppo, pasta che sia tennera et cordialissima, e infine a fare raspata per bevere presto.
la presenza appunto di formule di cucina in una raccolta di precetti terapeutici è abbastanza singolare e anche se non particolarmente insolita. Intervallata appunto con farmacopea, pratica, alchimia e varie altre ricette di utilità pratica. Sbiancare i denti, ricette per il vino, eccetera. Allora, vediamo un po', le ricette ordinatamente.